sono Alberto Antonio, abbiamo una piccola azienda agricola di famiglia che si occupa principalmente, abbiamo delle culture estensive, coltiviamo mais, barbabietola, grano, soia ad indirizzo. Una volta avevamo anche un allevamento zootecnico che attualmente non abbiamo più, una piccola realtà della nostra bassa padovana. All'interno della nostra piccola azienda avevamo questo immobile disabitato che necessitava di interventi e quindi nell'ambito della diversificazione degli investimenti in agricoltura abbiamo pensato di cercare di sfruttare questi finanziamenti per creare un'ospitalità rurale. E quindi attraverso appunto questi interventi che abbiamo fatto abbiamo ricavato all'interno di questo immobile delle stanze in cui ospitiamo la gente, gli ospiti, e facciamo il pernottamento con la prima colazione. Attraverso questo finanziamento abbiamo pensato di climatizzare, abbiamo fatto un impianto di climatizzazione estiva con un macchinario di deumidificazione e di ricircolo dell'aria. Anche gli stranieri apprezzano molto certe realtà sono molto apprezzate, quindi dovremmo cercare di valorizzare il nostro immenso patrimonio storico-artistico che abbiamo, quindi non c'è dubbio il turismo. Siamo in una zona oggettivamente non estremamente turistica, su questo possiamo dirlo tranquillamente, però noi abbiamo visto nel nostro piccolo che è una zona strategica che è vicina a tutta una serie di centri, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, e quindi è una zona che il turista che viene qui per visitare il Veneto è in una zona baricentrica e quindi viene qui e poi da qui si sposta. È una cosa sicuramente da perseguire perché può consentire la diversificazione di creare un'azienda autonoma e vitale, questo sì.